Resta in carica il sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro, che alle ultime elezioni aveva avuto il consenso di 2.200 cittadini di Casteltermini. Infatti è stato respinto il ricorso fatto dal candidato di 5 Stelle, avvocato Pillitteri. A tal proposito, con ricorso depositato davanti al Tribunale di Agrigento, l'avvocato Filippo Pillitteri, candidato non eletto alla carica di sindaco del comune di Casteltermini, insieme ad altri 74 elettori del comune, hanno convenuto in giudizio il sindaco Gioacchino Nicastro per far dichiarare l'ineleggibilità alla carica di sindaco e quindi dichiararne la decadenza. Sostenevano i ricorrenti che il Nicastro sarebbe ineleggibile in quanto amministratore delegato della società Geomatrix, che gestisce una residenza sanitaria assistita convenzionata con l'ASP di Agrigento, nel cui distretto sanitario ricade la struttura, e che pertanto il Nicastro si trovava in una condizione di ineleggibilità normativamente prevista. Si è costituito in giudizio il sindaco neoeletto Gioacchino Nicastro, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per chiedere il rigetto del ricorso. Gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che il Nicastro non rivestiva né la carica di legale rappresentante né tantomeno quella di dirigente della struttura convenzionata, essendo la funzione di amministratore una funzione peculiare di raccordo non inquadrabile né in quella di rappresentanza propria del presidente, né in quella tipicamente esecutiva propria del dirigente, e pertanto in funzione della carica rivestita presso la Geomatrix, il Nicastro non è assoggettabile alla misura di ineleggibilità normativamente prevista. Il Tribunale di Agrigento, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Impiduglia, secondo le cui norme contemplano l'ineleggibilità, sono di stretta interpretazione, atteso che le norme regionali limitano l'ineleggibilità ai legali rappresentanti, non essendo Gioacchino Nicastro appunto legale rappresentante della struttura, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese giudiziali. Pertanto il sindaco Gioacchino Nicastro resterà in carica nella sua qualità di primo cittadino del comune di Casteltermini. Soddisfatto il sindaco, che afferma che il ricorso verso di lui appunto era infondato.